anche voi che siano irresistibili? Ottime per riciclare cibi avanzati, portando in tavola sapori e colori nuovissimi. Oggi vi do una ricetta alla quale nessuno potrà resistere: le polpette di couscous con le verdure. Venite a vedere come si preparano. Per l'impasto delle nostre polpette ci serviranno 150 g di couscous, una zucchina, una carota e una cipolla, 80 g di provola, 30 g di parmigiano grattugiato, un uovo, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Per impanare le nostre polpette utilizzeremo un uovo sbattuto e del pangrattato, ancora olio di semi per friggere. Iniziamo a preparare il couscous. Portiamo ad ebollizione 200 g di acqua e non appena bolle andiamo ad aggiungere l'olio. Spegniamo la fiamma ed aggiungiamo 2 cucchiai di olio. Uniamo il couscous, mescoliamo e sgraniamo con una forchetta. Chiudiamo con un coperchio e lasciamo riposare 5 minuti. Ora passiamo a preparare le verdure. Prendiamo la zucchina e la spuntiamo. Ora la andiamo a tagliare a julienne con una grattugia a fuori larghi. Procediamo allo stesso modo anche con la carota, quindi la spuntiamo, la peliamo e tagliamo anche la carota a julienne. Trascorsi 5 minuti sgraniamo di nuovo il couscous e lo lasciamo raffreddare. A questo punto prepariamo anche la cipolla e la affettiamo. Riscaldiamo in una padella antiaderente un filo d'olio di oliva ed aggiungiamo la cipolla e le verdure tagliate a julienne. Facciamo così ammorbidire tutte le verdure. Dopo aver fatto ammorbidire le verdure, ci vorranno circa 5 minuti, le mettiamo in una ciotola e le facciamo raffreddare. Quando si saranno raffreddate, aggiungiamo il couscous l'uovo il parmigiano, la provola, un pizzico di sale, uno di pepe. Adesso amalgamiamo tutti gli ingredienti. Ora prendiamo un po' di impasto e formiamo una pallina che abbia più o meno le dimensioni di una pallina da ping pong. Dopo aver modellato le polpette, le andiamo ad impanare passandole prima nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Dopo aver preparato tutte le polpette,
Riscaldate dell'olio di semi in una pentola dai bordi alti, poi preparate un piatto sul quale andrete a mettere un foglio di carta per asciugare le polpette e iniziamo a friggerle immergendole nell'olio bollente una alla volta. Durante la cottura girate le polpette per farle colorare su tutti i lati. Se vedete che le vostre polpette si colorano troppo velocemente, vuol dire che la temperatura dell'olio è troppo alta. Allora vi conviene abbassare la fiamma ed aspettare che si abbassi leggermente la temperatura. Il tempo di cottura delle vostre polpette dipende dalle loro dimensioni. Se le avete fatte più o meno grandi quanto le mie, basteranno un paio di minuti. Le polpette di couscous e verdure sono pronte.